cari Anna, Daniele e Diletta. Quanta fragilità sta nel confine tra voi e noi, in quell'orizzonte tra cielo e terra, dove non vediamo l'ora di rincontrarvi. In questa nostra fragilità voi restateci accanto sempre. Don Christian Corradin li ha chiamati per nome più volte nel corso dell'intera omelia, da amico fraterno e testimone del loro grande amore. Solo 2 anni fa ne aveva celebrato il matrimonio. Davanti ai suoi occhi le 2 bare di legno chiaro di Anna e Daniele, disposte come ad abbracciare la piccola bara bianca di Diletta, 5 mesi appena, con loro gli oggetti di una vita, la chitarra elettrica per Daniele, la Tour Eiffel per Anna, tanti peluche per Diletta. Attorno l'abbraccio ancora più grande del palazzetto dello sport Palaromare, che a fatica ha contenuto il dolore di 3 intere comunità, Schio, Isola Vicentina e Sovizzo. Una funzione fatta di ricordi, canti e tanta solidarietà con i proventi destinati all'associazione contro la sclerosi multipla. Un gesto estremo di generosità di 3 vite brevi ma segnate da una fede profonda, la stessa che serve in un momento in cui è difficile, forse impossibile, darsi delle risposte. Perché Dio? Perché hai permesso questo? Perché non salvarli? Dov'eri quella notte? E il palazzetto è sembrato un'unica grande famiglia. Anche quando al momento della preghiera dei fedeli Don Christian ha chiesto di scrivere e inviare dei messaggi a un numero di telefono in evidenza sopra l'altare. Centinaia le persone che hanno preso il cellulare in mano e digitato il loro ricordo e trasmesso la loro forza e il loro cordoglio. Anna, Daniele e Diletta si trovano ora al cimitero di Torreselle a Isola, in un abbraccio che adesso durerà per sempre.